tensione a Conetta, protesta dei profughi contro il presunto arrivo di nuovi stranieri nell'ex base, barricate ai cancelli e operatori fatti uscire. Sorpreso nudo al sole ai giardinetti di Sant'Andrea a Treviso, protagonista un richiedente asilo ospitato all'ex caserma Serena, il giovane era sotto l'effetto di stupefacenti. Pullman dal Veneto ma anche dalla Lombardia per la fiaccolata che si terrà stasera a Vicenza, azionisti e correntisti delle popolari in corteo contro il decreto per il salvataggio delle banche venete. Processo Mose, la procura chiede 2 anni e 3 mesi per Orsoni, per i PM Mazzacurati da ritenere attendibile, richiesta anche una multa da 1 milione di euro all'ex sindaco di Venezia. Ancora nessuna novità sulla sorte della 36enne di nazionalità brasiliana scomparsa dalla nave da crociera salpata da Venezia. Secondo le ultime testimonianze, Simone avrebbe litigato con il suo superiore. Un rogo ha gravemente danneggiato una stalla di vita ricovero attrezzi a Castel Gomberto nel Vicentino. Probabilmente la causa dell'incendio ha origine dolosa. Il Vaticano ha notificato all'ormai ex Don Marco Scarpa di Venezia la riduzione allo stato laicale. 9 mesi fa dall'altare aveva annunciato per me si apre un tempo di verifica soprattutto nell'ambito affettivo. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati, lo avete sentito anche dai titoli. Sale nuovamente la tensione nell'ex base di Conetta in provincia di Venezia. Dalla scorsa notte sarebbe in corso una protesta da parte dei profughi. Al centro della loro manifestazione il presunto arrivo di altri richiedenti asilo nella struttura. Ma ci colleghiamo in diretta telefonica con Federico Fusetti per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Federico. Da Cona, dalle notizie che trapelano dal centro di accoglienza per migranti ospitato nell'ex base militare qui a poca distanza a Conetta per la precisione, nel quale, lo ricordiamo, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate, compresi gli amministratori del comune. Sembra che una protesta degli stranieri che vivono lì sia iniziata già nel cuore della notte, attorno alle 4, per poi farsi più forte e più intensa circa un'ora dopo, quando i migranti hanno chiuso i cancelli dall'interno e impedito l'ingresso anche agli operatori della cooperativa che gestisce la struttura. Il motivo della protesta pare sia legato all'arrivo di nuovi richiedenti asilo, un arrivo che si è verificato proprio in queste ore. Il timore che nei prossimi giorni gli arrivi aumentino a dismisura, portando altre centinaia di persone. Non si hanno comunque notizie di tafferugli all'interno, ma piuttosto di una protesta organizzata dai toni civili che ha comunque richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Polizia e carabinieri infatti sono arrivati a Cona all'alba e stazionano nella piazza di Conetta a poca distanza dalla base. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie, buon lavoro a Federico Fusetti. È un richiedente asilo ospitato nell'ex base Serena, l'ex caserma Serena a Treviso, è stato sorpreso a prendere il sole senza abiti ai giardinetti di Sant'Andrea in centro città. L'uomo sarebbe stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ancora una volta una foto pubblicata sui social fa esplodere le polemiche e ancora una volta fare da scenario i giardinetti di Sant'Andrea a Treviso. A scatenare la reazione dei cittadini l'immagine di un uomo di colore steso nudo al sole. A segnalare la presenza del nordafricano un passante che ha notato come il magrebino fosse agitato e si lamentasse, così ha avvertito le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata la polizia locale che ha subito capito che il giovane ospite alla caserma Serena probabilmente aveva assunto qualche sostanza stupefacente. Gli agenti hanno aspettato che passassero gli effetti e lo hanno poi convinto a rivestirsi. Si tratta solo dell'ultimo episodio in ordine di tempo dopo quello di qualche giorno fa, quando un 23enne del Gambia venne sorpreso sempre ai giardinetti di Sant'Andrea mentre, nascosto dietro ad una siepe, stava consumando un rapporto sessuale con una ventenne in cambio di droga. Le popolari venete ora con la manifestazione, la fiaccolata di questa sera a Vicenza, azionisti e correntisti delle popolari in corteo contro il decreto di salvataggio dei 2 istituti di credito. I particolari in collegamento con Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Sì, arriveranno da ogni parte del Veneto, 4 pullman, sono già sicuri, partiranno dal Trevigiano, correntisti, azionisti di Veneto Banca, un pullman da Milano persino, uno da Bergamo Brescia, tantissimi dalla stessa Vicenza, una fiaccolata che a partire dalle 20 si snoderà per le vie del centro della città, Piazza dei Signori, contra Santa Barbara, per percorrere tutto Corso Palladio. Si darà spazio alle voci delle associazioni, che saranno davvero tante, le autorità, ma soprattutto questa volta ci saranno anche gli economisti che cercheranno, i tecnici insomma, che
che cercheranno di spiegare alle tantissime persone che hanno perso il lavoro di una vita, far capire cosa significa l'ingresso di Banca Intesa. E per le associazioni è già chiaro l'effetto che fa il decreto del governo sulle tante cause di risarcimento che ormai stavano arrivando, infatti a sentenza, perché questa nuova tegola, gli ex azionisti di BPV e Veneto Banca, il decreto legge emanato dal governo domenica ha l'effetto infatti di interrompere tutte le cause civili relative alle partite azionarie, ma c'è di più. Lo scorso inverno gli azionisti di Banca Popolare di Vicenza avevano incassato 9 euro per azione a titolo di risarcimento per la valutazione delle loro azioni in portafoglio. Bene, una cifra che adesso, dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, potrebbero dover ritornare. Insomma, la situazione non è per nulla tranquilla per gli azionisti di BPV e Veneto Banca, una situazione che si cercherà di chiarire e di capire meglio questa sera nel corso della fiaccolata che appunto si snoderà, dicevamo, per 2 ore per le vie di Vicenza e che noi seguiremo in diretta. Ricevo la linea. Grazie, buon lavoro a Vanessa Banzato. Ora andiamo a Treviso, più precisamente nel quartiere di Santa Bona, il giorno dopo la tromba d'aria che ha colpito un'azienda agricola. Il titolare e i figli hanno iniziato gli interventi di ricostruzione e sistemazione. Scioccante il video del vortice che ha divelto e distrutto ogni cosa. Stamattina mi sono svegliato e con la luce vedi proprio realmente i danni come sono. Il fatto è che quando ho visto niente sarei scappato via, non sapevi da dove prendere perché era tutto un macello. Si sono rimboccati le maniche, il titolare, i figli, ed hanno iniziato a sistemare, pulire e poi ricostruire ciò che è andato distrutto. Nei loro occhi rimangono le immagini scioccanti di quel vento e poi della tromba d'aria che in pochi minuti si è portato via tutto, coperture dei capannoni, cassette, ha divelto alberi, recinzioni, tranciato cavi. La mattina siamo venuti su, hai visto quello che non avevi visto la sera, cioè non pensavi una roba così. Ha distrutto proprio tutto, tirato via tutto da buttare, tutto da cambiare, la copertura è tutta da cambiare, il peggio è la copertura e i balloni che sono da buttare, 500 balloni proprio andati così. L'assessore Ofelio Micheliangelo ieri si era recato dalla famiglia Visentin per vedere la situazione. Ora l'amministrazione sta valutando la possibilità di chiedere la calamità naturale. Mai visto una cosa simile, ci dice il titolare. Un rimorchio agricolo del peso più o meno sarà 35-40 quintali. L'ha trascinato per 35-40 metri, l'ha fermato in mezzo al mais. Questa è la forza pazzesca. La forza pazzesca del vento, della tromba d'aria. Eventi che purtroppo nella nostra provincia non sono nuovi. La famiglia è tornata a lavoro, ora si ricomincia, ci dice, ma rimane la paura per quello che abbiamo vissuto. Ho detto almeno stiamo bene, insomma, ecco. Tantissima paura, una cosa terribile. Tanta paura e spero una cosa del genere non si ripeta più perché c'è robe che veramente te resta dentro, insomma, ecco. Ed ora il processo Mose con le richieste della Procura per gli imputati dello scandalo, il punto con Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno a voi da Venezia. Scandalo Mose, il giorno dopo le richieste della Procura di Venezia di condanna per tutti gli 8 imputati eccellenti, le prime reazioni misurate delle difese che contestano l'impianto accusatorio e che sostengono che la verità dei fatti possa imporsi con grande chiarezza e senza fraintendimenti. Per le arringhe bisognerà attendere fino al 18 luglio, a parlare quel giorno saranno i legali di Orsoni, Turato e Falconi, il 19 quelli dell'ex ministro Matteoli per il quale sono stati chiesti 6 anni e dell'imprenditore romano Erasmo 5, poi a seguire il 20 luglio toccherà le difese dell'ex presidente del magistrato alle acque Maria Giovanna Piva e dell'avvocato romano Crialese. Poi il processo sarà rinviato al 5 settembre per l'arringa dei difensori di Ilia Sartori e le eventuali repliche.
La sentenza invece è prevista nei giorni immediatamente successivi, in tempo prima che alcuni reati, tra cui il finanziamento illecito contestato ad Orsoni, possano prescriversi. Accuse scarse quelle della procura, secondo l'avvocato dell'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, a dimostrazione, ha detto il legale, che le contestazioni sono totalmente infondate. Ieri, al termine dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto una provvisionale di €1.000.000 a carico di ciascuno degli 8 imputati, una sorta di anticipo in attesa dell'esatta definizione del risarcimento per danno d'immagine in favore dello Stato, la condanna di tutti gli 8 gli imputati, il risarcimento del danno da disservizio e di quello provocato alla collettività. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. Ancora nessuna novità sulla sorte della 36enne di origine brasiliana scomparsa dalla nave da crociera salpata da Venezia. Secondo le ultime testimonianze, Simone aveva litigato con il suo superiore. Il giallo sulla sorte di Simone Scheuer Sousa, la giovane addetta alle pulizie dell'equipaggio della MSC Musica, scomparsa dallo scorso 18 giugno, si arricchisce di nuovi inquietanti particolari emersi dal racconto del fratello della donna. L'uomo, durante la trasmissione Chi l'ha visto, ha detto che le ultime persone ad averla vista sarebbero stati un collega e un'amica della donna. Il primo l'avrebbe incrociata al mattino presto, senza divisa, qualche ora prima che la nave approdasse a Venezia. L'amica avrebbe invece rivelato che Simone era stata richiamata dal diretto superiore sulla qualità della pulizia dei bagni e che questa circostanza l'avrebbe scossa proprio nei giorni in cui la donna aveva scoperto che il fidanzato, pure lui marittimo, imbarcato sulla stessa nave da crociera, flirtava con una donna che gli infilava bigliettini equivoci sotto la porta della camera. Fino ad ora però un'unica certezza nella vicenda. Simone quel giorno non è sbarcata a Venezia e l'allarme per la sua scomparsa è stato dato soltanto la notte successiva. La procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Rapinata a Padova una farmacia in zona stazione, aveva aperto le serrande solo poche settimane fa. Battesimo del fuoco per una farmacia del centro di Padova. Solo poche settimane dopo aver aperto i battenti, infatti, è stata presa di mira da un rapinatore solitario armato di un lungo cacciavite. L'uomo, un italiano, secondo i testimoni, si è presentato in piazza Mazzini, a poca distanza dalla stazione, con il volto nascosto da un cappello nero e dagli occhiali da sole. Un rapinatore che evidentemente sapeva il fatto suo, perché ha invitato alla calma i farmacisti presenti e i clienti e si è fatto consegnare tutto il denaro presente in cassa senza che ci fossero reazioni da parte delle vittime. Bottino circa 500 euro, poi l'uomo è fuggito facendo perdere le sue tracce. In farmacia però era presente un impianto di videosorveglianza che sicuramente potrà fornire indicazioni utili per le indagini, filmato che è già nelle mani dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Solo pochi mesi fa in zona si era verificata una rapina all'interno di un supermercato della piazza con il ladro che per fuggire aveva colpito un addetto del negozio, mentre pochi giorni prima il titolare di un bar era stato aggredito da un gruppo di stranieri nel tentativo di sottrargli l'incasso, ma la sua reazione li aveva costretti a fuggire a mani vuote. L'ex maîtresse trevigiana Bruna Zandonà torna alla ribalta della cronaca, ma questa volta a riportarla al centro dell'attenzione è la procura che senza mezzi termini chiede il sequestro del suo tesoro. Bruna Zandonà, ex tenutaria di una casa Luccilussa nel cuore di Treviso, è tornata alla ribalta della cronaca. In realtà a riportare il suo nome al centro dell'attenzione è la procura che ha chiesto il sequestro del tesoro dell'ex maîtresse. Si parla di 1,5 milioni tra depositi bancari e svariati immobili di proprietà. La 63enne è stata condannata ad 1 anno e 6 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione. Lei che da sempre si era battuta per la riapertura delle case chiuse, lei che si è sempre opposta alla prostituzione per strada, così aveva detto in un'intervista qualche tempo fa. Dipende se sono costrette o se sono libere professioniste, insomma, se sono libere professioniste comunque dovrebbero andare in locali chiusi. Io sono contrarissima per le strade, insomma, perché non è giusto anche per chi abita vicino. Ora sul tesoro pende una spada di Damocle, anche se per ora il Tribunale di Treviso ha rigettato la richiesta del pubblico ministero Mara De Donà, accogliendo invece la tesi del legale Stefano Pietrobon.
L'avvocato della donna ha sempre ribadito che ciò che giace nei conti correnti della 63enne ed il denaro utilizzato per l'acquisto di immobili sarebbe frutto di un'operazione di rientro di capitali dall'estero, ben documentato. Diversa l'opinione della procura, che ritiene invece che quel tesoro sia invece il frutto della gestione della casa di appuntamenti. In ogni caso il pubblico ministero ha già presentato appello. La prima udienza è prevista fra 2 settimane. Ed ora andiamo nel Vicentino con l'incendio che la scorsa notte ha causato gravi danni in una stalla. Probabilmente c'è l'origine dolosa. Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio scoppiato stanotte intorno alle 2 in una stalla adibita a ricovero mezzi agricoli e deposito a valle di Castelgomberto. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Vicenza con 6 automezzi, tra cui 3 autobotti e l'autoscala e 14 uomini, ha permesso di circoscrivere le fiamme prima che distruggessero l'intera struttura. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato innescato su un camion di medie dimensioni e su una macchina operatrice. I mezzi erano parcheggiati all'interno del capannone. Ingenti i danni. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei pompieri e dei carabinieri intervenuti sul posto e, come detto, non si esclude il dolo. Le operazioni di completo spegnimento e di messa in sicurezza della stalla sono terminate solo all'alba di stamane e dovranno essere seguite ora da un intervento di bonifica, vista la presenza di Eternit. E i vigili del fuoco stanno lavorando dalla tarda serata di ieri nelle vicinanze della statale Romea a Mira per una perdita di gasolio da parte dell'oleodotto Venezia-Mantova che potrebbe essere riconducibile ad un'azione dolosa. Le squadre intervenute anche con gli specialisti NBCR hanno assicurato l'assistenza e sicurezza dei tecnici dell'oleodotto durante le operazioni di intercettazione della perdita di carburante. Sul posto 22 vigili del fuoco di Mira e Venezia e anche i sommozzatori e il reparto volo con l'elicottero che ha eseguito un controllo dall'alto per verificare l'estensione della macchia oleosa. Lungo il canale sono stati disposti dei salsicciotti assorbenti per contenere il combustibile. Sul posto il personale del consorzio di bonifica, ARPAV e Carabinieri. Voltiamo pagina, ricorderete la vicenda del parroco di San Pantalon a Venezia. Ebbene, a 9 mesi dalle sue dichiarazioni è arrivata la decisione per il suo destino. Il Vaticano ha notificato a Don, ormai ex, Marco Scarpa la riduzione allo stato laicale. In sostanza non è più parroco, non può più celebrare messa nei sacramenti e se lo volesse d'ora in poi potrebbe anche sposarsi. Formalmente dunque si parla di dispensa degli oneri sacerdotali perché per la Chiesa chi è stato ordinato lo resta per sempre. Si chiude così il cerchio sulla vicenda nata lo scorso settembre, a pochi giorni dall'avvio dell'anno pastorale, quando Don Scarpa aveva annunciato al termine della messa domenicale nella chiesa di San Pantalone a Venezia di voler abbandonare la tonaca. Per me si apre un tempo di verifica soprattutto nell'ambito affettivo, aveva dichiarato davanti ai fedeli increduli, facendo intendere di avere una relazione. Sulla sua pagina Facebook poi era stato pubblicato il testo integrale del suo congedo. Restiamo a Venezia. Dati di inestimabile valore sul patrimonio artistico hanno rischiato di essere distrutti da un attacco hacker. Virus informatici sempre più pericolosi per aziende e enti pubblici, anche nel nostro territorio. Colpiti nelle scorse settimane gli uffici della Soprintendenza alle Belle Arti per il Comune di Venezia. A rivelarlo la soprintendente Emanuela Carpani. Il virus di probabile provenienza russa ha colpito i server dell'ente bloccando i database per diversi giorni, criptando e rendendo quindi inaccessibili informazioni cruciali come i vincoli degli immobili veneziani. Su tutti gli schermi è comparsa la richiesta di un riscatto in denaro per sbloccare i dati. In seguito all'accaduto, la soprintendenza ha attivato un protocollo d'intesa con la Polizia Postale per aumentare il suo livello di sicurezza informatica. Venezia è un patrimonio universale, ha ricordato il questore Vito Danilo Gagliardi, ed è perciò necessario prevenire la possibilità di vedere distrutti dati di importanza mondiale. La notizia nei giorni di uno dei più imponenti attacchi informatici che abbia mai colpito l'Europa, mettendo in ginocchio anche alcune grandi aziende del Veneto. A livello comunitario l'Italia è il paese più colpito dopo l'Ucraina, da cui in queste ore è arrivato l'allarme del ministro degli esteri Pavlo Klimkin. La Russia cercherà di manipolare le elezioni politiche italiane attraverso attacchi hacker mirati. Dopo il divorzio del 2016, maturato anche per ragioni politiche, la Fiera delle Parole, manifestazione culturale di grande successo, potrebbe tornare a Padova per l'edizione prevista per l'autunno di quest'anno.
La decisione di non ospitarla più a Padova aveva suscitato polemiche e anche divisioni politiche. Parliamo della Fiera delle Parole, la manifestazione culturale che nelle precedenti edizioni era arrivata ad attirare fino a 80.000 visitatori in una settimana e che l'anno scorso si era spostata tra settembre e ottobre nella zona termale, sostituita a Padova da Bavele, la rassegna affidata a Vittorio Sgarbi, di grande qualità ma con molti spettatori in meno. Il nuovo sindaco Sergio Giordani nelle prossime ore incontrerà l'anima della Fiera delle Parole, Bruna Coscia, per programmare un ritorno in città dell'evento per il 2017. Non è escluso che siano coinvolti anche i comuni termali che l'hanno ospitata l'anno scorso, Abano e Montegrotto, dove il successo di pubblico è stato altissimo, con la presenza di autori come Dacia Maraini, Francesco Guccini e Massimo Manfredi, per una rassegna che potrebbe diventare metropolitana, coinvolgendo cioè altri comuni attorno alla figura centrale di Padova, come fulcro di una serie di eventi da organizzare nel bacino termale. Continuiamo a parlare di cultura perché entrano nel vivo i preparativi per la terza edizione di Combinazioni, il Festival della Cultura in programma a Montebelluna dal 16 al 24 settembre. Nel frattempo 2 le anticipazioni il 16 e 17 luglio in collaborazione con la rassegna internazionale giovanile Gioie Musicali. Entrano nel vivo i preparativi del Festival della Cultura Combinazioni promossa da Levi Alumni. Di Europa, di una certa idea di Europa, è il tema domanda alla quale il festival cercherà di rispondere, combinando e facendo incontrare lettere, scienza ed arti intorno all'idea del nostro continente. Combinazione anche perché come associazione ci proponiamo di avere un approccio attivo verso la cultura, la conoscenza, il pensiero e ci proponiamo di coinvolgere il pubblico attivamente. Il tema di quest'anno sarà l'idea di Europa, non dal punto di vista politico ma dal punto di vista culturale, quindi ragionare su cos'è che ci rende europei, cos'è che differenzia l'Europa rispetto ad altre civiltà e ad altri continenti. Quest'anno inoltre Combinazioni unisce le forze con Gioie Musicali, la rassegna musicale internazionale giovanile che avrà luogo ad Asolo dal 16 al 30 luglio con una serie di appuntamenti musicali cui si affiancheranno alcune conferenze di approfondimento. In particolare con 2 eventi iniziali del festival, uno il 16 luglio e uno il 17 luglio, dedicati alle tematiche che Combinazioni ha all'interno del suo festival. Inizieremo già a luglio con Gioie Musicali, rassegna internazionale, con una conferenza di Davide Racco e Davide Poletti, giovani ricercatori che lavorano all'estero, e di Benno Albrecht, docente universitario allo UAV di Venezia. Torna quindi il Festival della Cultura, che si ambienterà in diversi luoghi a Montebelluna e per un appuntamento anche a Trevignano. Il programma prevede momenti diversi, saranno 7 giorni di incontri, conferenze e dibattiti, 7 giorni di concerti, spettacoli e mostre di fotografia. Vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20 e 10 ospiti in studio, il segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso, Lorena Andreetta, e il segretario provinciale, sempre della provincia di Treviso ma della Lega Nord, Dimitri Coin. Adesso invece linea alle previsioni meteo per vedere che tempo farà nelle prossime ore sulle nostre regioni. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. Il ciclone Circe allenta la sua morsa, qualche disturbo ancora sulle Alpi, sulle pianure in genere, prevale invece il bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto prevarrà un ampio soleggiamento, una maggiore instabilità invece interesserà i rilievi alpini tra il Bellunese e il nord vicentino con locali rovesci e temporali. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno previste tra i 22 e i 29 gradi circa, minime sui 14-18 gradi. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Più nubi con rovesci e temporali sui settori alpini e localmente anche su quelli prealpini. Prevale il tempo asciutto e soleggiato altrove. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime risultano essere in calo, attese intorno ai 24-27 gradi, minime sui 16-19 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige, tempo ancora diffusamente instabile qui, più nubi con rovesci e temporali sul Trentino, fenomeni più occasionali e alternati anche a schiarite sull'Alto Adige. Temperature massime intorno ai 25-27 gradi, minime sui 17 gradi circa.
Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati e meridionali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Locanda al glorioso Piave, cucina raffinata e prelibata a base di pesce e carne, ideale anche per banchetti e matrimoni. È tutto anche per questa edizione, vi ricordo i prossimi appuntamenti con i notiziari serali a partire dalle 18:30 con l'edizione del Veneto, a seguire Venezia e poi 19:30 Treviso. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.